La seduta riprende. Il Governo in aula, c'è l'assessore Dagnino, il Presidente della Commissione Bilancio è ai banchi della Commissione. Colleghi, continuiamo la discussione generale rispetto a quello che avevamo stabilito. Chiedo ai colleghi di registrarsi per intervenire. Ovviamente chi già ha fatto l'intervento nella seduta passata della discussione generale non può nuovamente intervenire oggi sulla discussione generale. La discussione è aperta. Onorevole Burtone, lei mi pare non era intervenuto? Prego. Sicuro, onorevole Burtone, non è intervenuto nella discussione generale? Non era intervenuto? Prego. Forse è intervenuto sull'ordine dei lavori, ricordo, e poi sull'ex articolo 83. Prego, onorevole Burtone. Io ho aggiunto i minuti rispetto alle tempistiche dell'Aula odierna. Io ricordo sempre che ogni Gruppo ha una somma di minuti. Cercherò di essere, così come abbiamo stabilito anche con la Presidenza, quanto più largo possibile nel darvi spazio. Prego, onorevole Burtone, a lei la parola. Il PD in questo momento ha circa 30 minuti come Gruppo rimanenti rispetto agli interventi che sono già stati fatti dell'onorevole Safina, Giambona e Chinnici. Poi vediamo se riesco a darvi qualche minuto in più, però orientiamoci su questo tempo. Prego, onorevole Burtone. Presidente, la ringrazio. Io volevo confermarle che non ho parlato sulla discussione generale, avevo fatto un intervento sull'ordine dei lavori che riguardava la vicenda del Venezuela, di questi nostri connazionali o eredi di famiglie siciliane che si trovano in grandi difficoltà rispetto a quello che sta accadendo in quella comunità. Intervengo però perché considero che questo sia un passaggio importante per il nostro Parlamento. Devo dire che tutto il dibattito, la costruzione stessa della iniziativa legislativa ha avuto una centralità. Le dichiarazioni del Governo, a partire dall'assessore qui presente all'economia, che ha evidenziato l'importanza di fare una manovra espansiva, hanno detto. Ci sono le risorse, noi cercheremo di, hanno detto, di dare una spinta all'economia e hanno portato anche alcuni dati. Io, Presidente, non mi iscrivo al gruppo di quelli che smentisce sempre quello che può dire la maggioranza. È vero, una crescita economica nella nostra comunità c'è stata determinata e rilevata anche dal PIL, ma è una crescita, Presidente, che è legata al PNRR e noi la rivendichiamo come qualcosa che è stata determinata dai governi guidati da Draghi e prima ancora da Conte, e sono stati dei governi che hanno portato risorse che hanno fatto lievitare il prodotto interno nostro in alcuni settori, in particolare la edilizia, se si pensa anche al 110. Ecco perché, Presidente, io ribadisco tutto ciò. Credo che noi dobbiamo rilevare questa crescita, una crescita però che è in contrasto con alcuni dati. Il primo dato è che i ragazzi lasciano la Sicilia, questo processo migratorio di giovani, soprattutto neolaureati, che vanno alla ricerca di un lavoro fuori dalla nostra comunità. È uno dei dati emergenti e che sottolinea questo aspetto, che c'è un'esigenza di trovare collocazione anche all'esterno, ma anche la preoccupazione di non avere una tenuta economica nella nostra realtà. Così come non c'è dubbio
l'aver voluto in maniera drastica da parte del governo Meloni togliere il reddito di inclusione, il reddito di cittadinanza, è stato un modo per far crescere purtroppo drammaticamente la condizione di povertà nella nostra isola. Allora io penso che noi dobbiamo mettere in maniera chiara questa vicenda di una crescita che è collegata però, Presidente, al lavoro fatto dai comuni. Anche qui si dica con chiarezza che noi abbiamo avuto comuni che hanno spinto fortemente sul piano dell'utilizzazione dei fondi PNRR, e questo deve portare tutti noi a dire che il comune è veramente l'asse centrale della nostra comunità e noi dobbiamo difenderli, dobbiamo aiutarli, e l'aiuto che noi possiamo e dobbiamo dare a partire da quello che è stato il processo fiscale, il federalismo fiscale. I nostri comuni sono tutti depauperati perché non riescono ad avere quelle risorse necessarie da parte dei cittadini, che non sono evasori, sono debitori, perché la situazione in tante fasce sociali è drammatica dal punto di vista economico e quindi alcuni rinunciano a pagare l'IMU, a pagare la Tari, e quindi noi rileviamo tutto ciò, l'importanza quindi di dare un aiuto. Negli anni scorsi, collega Pellegrino, è stato fatto. Io devo dare atto che la maggioranza ha guardato anche ai comuni che erano in piano di riequilibrio, in piano di rientro. Io spero che quest'anno ci sia un'attenzione, perché è inaccettabile che la Sicilia sia una delle regioni che ha questa condizione di base, di comuni che non ce la fanno dal punto di vista economico e che debbono sottrarre risorse ai servizi, tra l'altro con una diminuzione dei trasferimenti. Si dice che nel 2026 i comuni avranno di più, ma oggi sono in condizione di difficoltà e sono comuni che hanno bisogno di spingere sul piano economico. Si parla di una legge urbanistica che dovrebbe essere portata avanti a livello nazionale. Io penso che tutto ciò non possa che dire che noi abbiamo bisogno sì di una comunità che deve mettere al centro i servizi, l'erogazione dei servizi, i comuni che danno servizi ma anche i comuni che determinano lo sviluppo economico, e quindi l'importanza di una pianificazione urbanistica corretta. Certo, se penso alla città di Catania e penso a quello che è accaduto al porto, con una ipotesi di calata di cemento da parte di alcuni che vogliono determinare uno spregio dal punto di vista ambientale, così come sta venendo fuori, Presidente, la vicenda degli orti di Cibali, un grande spazio verde che potrebbe essere importante per la comunità e che invece pare debba essere svenduta. Allora io credo che su questo noi dobbiamo concentrarci. I comuni hanno bisogno anche di un personale che possa lavorare con più disponibilità di tempo, perché i nostri comuni, la gran parte, sono riusciti ad avere il tempo indeterminato per quelli che sono stati assunti con la ex legge 37, però sono a 24 ore la maggior parte. Noi abbiamo bisogno di ampliare questa fascia, così come c'è bisogno di una spinta economica. E io lo dico con chiarezza. Io più volte, Presidente, lei lo sa, sono intervenuto sulla vicenda dell'ST, della Pfizer. Abbiamo notizie pare confortanti. Il governo, e su questo noi non possiamo che sottolineare, pare abbia dato la disponibilità di 5.000 miliardi per poter fare l'azienda, anzi per poter fare un investimento che dovrebbe portare a oltre 3.000 nuove assunzioni all'ST. Quello che il Comune di Catania deve fare è però di portare quest'acqua limpida. Può sembrare una cosa da sottovalutare, Presidente, è fondamentale per il tipo di prodotto che deve essere lì determinato, e quindi noi lavoriamo su questo. Siamo convinti che l'industria debba essere ulteriormente potenziata. Oggi c'è una notizia, mi sembra abbastanza discutibile, sull'utilizzazione della ZES unica. Mi pare che questo strumento, che stava andando bene, è stato frenato, ma c'è bisogno di una spinta economica. Presidente, io sono sindaco del comune di Militello in Val di Catania, è un'area
con grandi bellezze ambientali, Borgo dei Borghi, uno dei borghi più bello d'Italia del 2025, ma è un'area anche agricola. E io proprio passando la mattina, quando mi devo recare in altri comuni, vedo che la gran parte delle piantagioni di agrumicoli che hanno avuto per noi un grande valore sono state tagliate perché sono entrati in crisi. La siccità degli anni scorsi, Presidente, ha avuto delle ricadute estremamente gravi. C'è il 25% in meno di aziende che producono, così come sulla questione della granicoltura. Avere un grano che viene ammassato a 22 centesimi è inaccettabile, è inaccettabile. Quindi l'importanza che noi diamo al settore agricolo, dicendo fin da ora, lo dico, siamo a dicembre, già siamo in siccità. Quello che è avvenuto a novembre, le poche piogge che abbiamo avuto non sono sufficienti, gli invasi sono tutti vuoti, così come c'è un problema idrico nelle nostre città perché si è abbassata la falda acquifera e quindi non c'è disponibilità di acqua, un'acqua che comincia anche ad avere problematiche legate ai prezzi, alle difficoltà che hanno le nostre comunità, e quindi l'importanza del mondo agricolo. Presidente, è inaccettabile che noi abbiamo messo delle risorse e non sono state utilizzate. Vorremmo sapere che cosa abbia fatto questo commissario nazionale l'acqua. Nel momento in cui aveva 100 milioni di euro aveva detto che avrebbe fatto interventi, ma quali interventi? La zootecnia è assolutamente piegata perché lì l'importanza dell'acqua è assolutamente fondamentale, quindi la necessità di incidere. Dicevamo sì, una crescita, però una crescita anche compensata a difficoltà. Anche sulla vicenda del turismo, Presidente, che è un settore su cui si vuole investire. Nell'ultimo fine settimana, questa legata all'8 di dicembre, in Italia c'è stata una copertura del 72%, in Sicilia del 60%. È chiaro, con la lievitazione dei prezzi dei biglietti aerei, diminuisce la presenza di chi deve venire in Sicilia e deve fare la propria azione, anche perché, Presidente, vuole fare una propria vacanza. Lo dico questo perché tutta la questione economica poi si intreccia con le devianze sociali. Lo abbiamo detto, l'abbiamo ribadito anche quando si è fatta la relazione sull'antimafia. C'è una ripresa delle piazze da parte della mafia. La mafia è diventata alternativa allo Stato nel dare lavoro ai giovani disperati. È facile per loro arruolare. Ecco perché abbiamo avuto episodi gravissimi come quello della Pestalozzi, l'incendio di una biblioteca, simbolicamente la cultura che deve essere frenata perché è l'unico elemento che può incidere, insieme alla crescita economica, all'abbattimento e alla guerra da fare alla mafia, così come noi abbiamo posto con chiarezza la necessità che venga combattuta la mafia sul piano del pizzo. Veda, Presidente, proprio in questi giorni c'è stato un fatto molto significativo. Un imprenditore, il Presidente della Confindustria regionale, Gaetano Vecchio, figlio di Andrea Vecchio, che era anche lui un imprenditore, è un imprenditore nel campo edilizio, che sta facendo un lavoro a Messina, nella zona Socrate, a Fondo Fucile, e ha avuto un'estorsione, un tentativo di estorsione, si è rivolto ai carabinieri e lo ha risolto. È un segnale. La mafia si deve combattere con questi segni di civiltà, di impegno, di coraggio, e noi li dobbiamo sostenere fino in fondo. Vado alla conclusione, Presidente, e la mia considerazione finale non può che guardare a quello che sta accadendo. Noi più volte siamo tornati sui temi di politica estera, ancora è drammatico quello che si vive a Gaza, in Ucraina, i tanti morti pur essendoci tregue, il fatto che si è inerti, c'è inerzia rispetto alla necessità di agire per dare un aiuto. Quello che sta, devo dire, anche colpendo è alcune iniziative che, se non fossero portate avanti da uomini di Stato, sembrerebbero proprio da soggetti pronti ad avere un trattamento sanitario obbligatorio. Perché qualcuno è venuto, l'Europa deve finire,
l'Italia si deve agganciare. Che lo dica un capo di Stato importante, questa è una cosa molto grave. Le cose debbono essere, queste vicende istituzionali debbono avere un profilo di rispetto assoluto. Di rispetto assoluto, lo diciamo perché pensiamo che questo sia necessario, così come però rimandiamo al mittente il fatto che ci sia qualcuno che, essendo milionario, miliardario, ipotizza la fine dell'Europa, dice dovete sciogliervi, abbia rispetto, sappia questo tale Musk che l'Italia e l'Europa si è formata, che l'Italia ha contribuito fortemente alla formazione del processo europeo. Lo ha fatto innanzitutto con i propri eroi, con chi è stato in carcere durante la tirannia fascista, con chi è stato in montagna e ha versato il proprio sangue per liberare l'Italia e per avere questa prospettiva, sto chiudendo, avere questa prospettiva come a livello europeo. E quindi noi con forza ribadiamo tutto ciò e oggi diciamo che l'Europa vive soprattutto sui giovani, i giovani che girano e si sentono cittadini del mondo. E concludo, Presidente, io non so se potrò partecipare a tutte le sedute, ho problemi di natura personale che non posso derogare e devo dire però che l'unica cosa che mi permetto di dire, riprendendo le parole di un senatore, di un ministro importante che iniziò nel Risorgimento a Militello, noi abbiamo ricordato il bicentenario della nascita, l'onorevole Salvatore Majorana Calatabbiano, diceva che le leggi debbono essere giuste, oneste, ma anche utili. Facciamo una legge che sia giusta, onesta, ma utile alla comunità siciliana. Grazie onorevole Burtone. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Varrica. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Innanzitutto spero che siano vere le voci che si leggono sui giornali riguardo allo stralcio di almeno metà della finanziaria, perché purtroppo anche questa volta ci siamo ritrovati una serie di norme improvvisate che ancora una volta non sono passate dalle commissioni di merito. Norme di tipo ordinamentale che hanno un impatto importante, potrebbero averlo se non ben scritte, sulla nostra terra e che sono state infilate in qualche minuto dentro il testo. Quindi io spero che la maggioranza e il Governo abbiano il buon senso di estrapolare queste norme e ridiscuterle nelle commissioni, che purtroppo troppo spesso sono viste semplicemente come un luogo in cui si prende la presenza per evitare la decurtazione del gettone. Ahimè, è così. Entrando nel merito della discussione, Assessore Dagnino, io vorrei trattare con lei un argomento specifico che è quello del fondo destinato a chiese e infrastrutture, quindi a parrocchie e comuni, che oggi è lievitato a 54 milioni di euro e che ha una caratteristica: sarà gestito in maniera del tutto arbitraria, senza alcun criterio di attribuzione da parte del governo regionale. Ora, noi abbiamo fatto uno studio su quello che ha portato, su cosa ha generato l'arbitrio dentro questa Assemblea regionale in questi ultimi 3 anni di legislatura col governo Schifani. Abbiamo verificato come sono state attribuite le risorse ai comuni con emendamenti specifici e arbitrari. Quello che è emerso è che, per esempio, sulla fascia dei comuni più piccoli, tra 0 e 5.000 abitanti, ci sono comuni che hanno preso 2,6 milioni, 2,7 milioni di euro, senza alcune motivazioni specifiche, e altri che hanno preso 0 euro. E questo è il tema della disparità. Ma la cosa che ci preoccupa è, purtroppo una cosa sulla quale dobbiamo ragionare, è il fatto che tra i comuni che hanno preso risorse importanti, quindi oltre i 2 milioni di euro, molti di questi spuntano dentro indagini che hanno a che fare con reati contro la pubblica amministrazione, appalti pubblici, corruzione,
Per carità, non c'è nessuna chiaramente corrispondenza ad oggi tra l'attribuzione delle risorse e queste vicende di tipo giudiziario, ma è chiaro che in una fase storica del tutto particolare per la politica regionale, anche solo gettare un'ombra sul fatto che qualcuno possa aver brigato o brigare con attribuzioni specifiche di soldi a singoli comuni per non solo perché poi il singolo parlamentare o il singolo assessore possa rivendicare la specifica opera, ma per altre ragioni ben meno lecite. Questa è una cosa che noi dobbiamo evitare, ne va della tutela delle istituzioni e purtroppo non possiamo far finta che tutto questo non accada. Io credo che lasciare un fondo di 54 milioni di euro da gestire senza alcun criterio, solo in base ai desiderata del governo regionale, mette in difficoltà addirittura sia la struttura stessa che la gestirà, che ad oggi è l'assessore delle infrastrutture, sia lo stesso assessore che inevitabilmente sarà tirato per la giacchetta da tutti quelli che vorranno lecitamente essere inseriti dentro questo fondo. Per cui Assessore, lei in Commissione Bilancio e anche a margine della Commissione Bilancio mi ha sempre rassicurato sul fatto che questa norma verrà modificata, che ci saranno dei criteri, che ci saranno dei requisiti. Noi abbiamo fatto più proposte, il fondo a tutti i comuni, mettere dei requisiti, però ad oggi questa modifica purtroppo non l'abbiamo. Io spero veramente che lei ci aiuti, in tal senso aiuti le istituzioni a evitare ulteriori errori in tal senso e a togliere tutte le ombre che ci possono essere su questo genere di assegnazioni prive di criteri. Non ce lo possiamo permettere. Altre misure di cui abbiamo discusso, cose che ho sollevato sia in Commissione Bilancio che anche precedentemente in Commissione di Merito. C'è una norma legata al bollo auto, norma che riscontra le analogie con una precedente norma che lo scorso dicembre era stata stralciata a furor di popolo perché mediaticamente era emerso come potesse apparire come una norma ad personam. Bene, questa norma oggi viene ripresentata, per carità ha dei profili anche che potrebbero essere di interesse per il settore, perché si passa dalle 200 auto dell'emendamento dello scorso anno alle credo 10 auto di adesso, quindi è una cosa sulla quale possiamo e dobbiamo ragionare ed è corretto. Però io ricordo che quando vi fu quella norma un importante imprenditore a gennaio del 2025 ritenne di intervenire nel dibattito dicendo: è sbagliato che questa norma venga definita ad personam per un semplice motivo: io ho la sede legale a Bolzano per cui non potrei usufruire di norme di questo tipo. Perfetto, quindi lui si smarcò legittimamente dalle polemiche che c'erano state. Però oggi nella norma che noi abbiamo, l'articolo 6,3, spunta e salta all'occhio il fatto che si dice con una norma tra virgolette transitoria che questo beneficio potrà essere utilizzato anche da chi ha sede legale e sposterà le autovetture dalle altre regioni e dalle province di Trento, autonome di Trento e Bolzano. Purtroppo con le vicende dell'ultimo anno non possiamo anche in questo caso non fare una valutazione di opportunità. Io qua non sto mettendo in dubbio, lo capisco che può avere a che fare col gettito che viene dalle altre regioni, ma dobbiamo purtroppo valutare anche l'opportunità di alcune operazioni. Quindi anche su questo lei ha detto che avrebbe fatto una riflessione e spero che questa riflessione venga fatta. Anzi, in tutto questo colgo l'occasione, perché ha a che fare con il soggetto interessato, che ancora è da 6 mesi che aspetto dal governo regionale, non c'entra qua l'assessore Agnino, i documenti legati alla convenzione, sulle quali c'è stata pure una certa polemica, tra
la Fondazione Dragotto e l'Assicurato alla Salute per la realizzazione di un centro. Purtroppo ancora questi documenti non mi sono arrivati, da 6 mesi all'Assicurato alla Salute. Questo, diciamo, nota a margine che però lascio agli atti. Altro elemento che purtroppo traccia un approccio dal quale dobbiamo, Assessore, prendere le distanze. Io so che chiaramente non dipende solo da lei, mi rivolgo a lei perché le riconosco diciamo, di ragionare secondo un certo tipo di dinamiche, per me più condivisibili, ma quando ci troviamo davanti una norma che è scritta per aiutare uno specifico ambito di commercianti di uno specifico posto per uno specifico cantiere riconducibile a uno specifico assessore. Ora, ci rendiamo conto che questa cosa è devastante. Lascia passare il messaggio che per avere una cosa... Io astrattamente comprendo e condivido il fatto che se ci sono dei cantieri e ci sono dei commercianti che hanno dei disagi, questi vanno aiutati, ma tutti. Non può essere che, siccome un singolo soggetto viene sollecitato e allora ci si rivolge a quel singolo soggetto e si ottiene senza che vi sia una caratteristica specifica, perché non è che è un cantiere specifico che ha delle caratteristiche particolari. Non si possono scrivere queste norme così. È vergognoso. Ci mortifichiamo come istituzioni. Vi prego, stralciamo queste cose. Perché creiamo anche una cultura nelle persone che alla fine bisogna chiedere all'onorevole Tizio e all'onorevole Caio per avere una cosa che o è giusta per tutti o non è giusta purtroppo per nessuno. Quindi la invito a fare una riflessione, invito l'Aula a fare una riflessione pure su questo, perché mette in difficoltà tutti quanti. Infine, colgo l'occasione per 2 spunti molto rapidi. Ci sono degli impegni che il Governo ha preso anche diciamo, con dei percorsi in essere. Io ho continuato a presentare gli emendamenti legati al bacino di lavoratori ex Almaviva, che hanno delle caratteristiche di responsabilità istituzionale, lo ricordo, ben specifiche. Sono persone che hanno perso il lavoro perché non hanno potuto usufruire della clausola sociale per un errore che è stato fatto a livello di istituzioni. Quindi non stiamo parlando di un bacino astratto, stiamo parlando di persone che sono in quella situazione per una responsabilità di tipo istituzionale. C'è un impegno di fare il 116-117, c'è un impegno di fare la digitalizzazione degli archivi, però purtroppo se noi non mettiamo i soldi queste cose non partiranno mai. Ora manca la quota di cofinanziamento per far partire diciamo, la prima tranche di lavoratori. La volete mettere oppure no? Perché il Governo ha detto per mesi che avrebbe messo queste risorse. Purtroppo ad oggi gli emendamenti che ho presentato sono stati bocciati, va bene, ci può stare. Io spero che voi presenterete una norma a tal proposito. Come si parla tanto di incrementare le ore, abbiamo la possibilità con dei dipendenti pubblici di varie categorie, abbiamo una norma nazionale che ci consente fino a fine anno di assumere 95 unità di personale dell'ARPA, un'agenzia che è sottodimensionata in termini di personale. Questo emendamento è stato del tutto stralciato, non l'ho presentato solo io, anche dei colleghi di maggioranza, del tutto non considerati. Sono ragionamenti e questioni che riguardano la funzionalità della nostra Regione, quindi le chiedo di approfondire questi argomenti e di immaginare un percorso sereno e che sia anche opportuno dal punto di vista istituzionale per questa finanziaria. Grazie. Grazie onorevole Varrica. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cambiano. Prego onorevole. Grazie Presidente. Questa è una legge di stabilità che racconta un'idea di potere che non governa, amministra le alleanze politiche al solo scopo di evitare il proprio stesso tracollo, perché quando il Presidente Schifani in quest'Aula e fuori da quest'Aula dichiara
al termine della discussione della mozione di sfiducia, che si aspettava di più da queste opposizioni perché non c'è alcuna proposta, quasi per spostare l'attenzione dalla sua debolezza politica. Ecco, Presidente Schifani, ecco Assessore, ecco Governo regionale, l'opposto di ciò che fate voi farebbe bene alla Sicilia, cioè evitare quella logica, come bene diceva poco fa il collega Varrica, quella logica secondo la quale non contano i bisogni dei siciliani, contano le relazioni. Non conta la programmazione, ma conta l'intercessione. Quindi ci ritroviamo una manovra di bilancio, una legge di stabilità che serve solo a stabilizzare e a puntellare gli equilibri di governo. Un sistema in cui vince chi è più vicino al potere, non chi ha il problema più grave. E il collega Varrica e il gruppo del Movimento 5 Stelle, Assessore, le ha rassegnato solo alcuni degli esempi di un sistema in cui vince chi è più vicino al potere. Perché quando il Presidente Schifani accusa le forze politiche di minoranza di non avere un programma per governare questa terra, mente sapendo di mentire, perché quando il Presidente Schifani non si accorge che i bisogni dei siciliani sono l'emergenza idrica, l'emergenza rifiuti, l'emergenza sanità, e in una legge di stabilità ci ritroviamo misure tampone o misure che accontentano deputati o assessori, significa che il Presidente Schifani e il Governo regionale è sconnesso dalla realtà. Significa che si è scollati dalla realtà. Non è una manovra di sviluppo, questa è una manovra di sopravvivenza politica, è una manovra che serve per accontentare gli appetiti di qualcuno e per garantirsi una stabilità, ma non come la legge di stabilità, per i prossimi mesi probabilmente. Ecco, ho citato alcune delle emergenze perché, vede, Assessore, i cittadini che ci osservano non chiedono la luna, chiedono normalità, chiedono servizi. E quando dico che sui temi importanti come acqua, rifiuti, sanità poco è stato fatto, lo dico perché provengo da una provincia in cui ancora, e non mi stancherò mai di ripeterlo al costo di essere noioso, in cui abbiamo una turnazione idrica che supera i 10 giorni. Ecco, questa legge di stabilità affronta il problema dell'emergenza idrica. E come lo affronta il problema dell'emergenza idrica? Dando 18 milioni di euro a Sicilia Acque per coprire la morosità 2024-2025. Questo governo affronta il problema dell'emergenza idrica elargendo risorse pubbliche a un socio privato. E quando allora il Presidente dice non sono arrivate proposte da questa minoranza, qual è l'idea di regione che hanno le forze di opposizione, rispondo così: una governance diversa, ad esempio del sistema idrico integrato. Non si possono continuare a elargire risorse pubbliche a soci privati che non hanno raggiunto gli obiettivi che erano previsti da quella convenzione firmata nel 2004, quando
l'ente acquedotto siciliano EAS fu dismesso e nacque Sicilia Acque. Non si può continuare una gestione del servizio idrico integrato in questi termini. Non si possono continuare a elargire risorse pubbliche a Sicilia Acque per il 75% in mano a privati che continua a dare centinaia di migliaia di euro di consulenze, e questo è pubblicato sul sito di Sicilia Acque. Non si possono dare risorse pubbliche a Sicilia Acque in mano a privati per il 75%, a cui abbiamo anche affidato la gestione dei dissalatori. E che fine hanno fatto questi dissalatori? Ne abbiamo uno che entrerà in funzione e l'emergenza la viviamo già dal 2023. Ne abbiamo uno che lo accendiamo di giorno e lo spegniamo di notte. Ne abbiamo un altro che funziona e probabilmente produce ad oggi 100 litri al secondo, ma gli abbiamo dato a Sicilia Acque per la gestione, perché non potevamo appesantire la gestione di Sicilia Acque, 26 milioni di euro nelle scorse variazioni di bilancio. Ecco, non è modo di gestire una problematica che riguarda milioni di cittadini siciliani. Non è questo il modo di gestire il servizio idrico integrato. E di che cosa parliamo se non parliamo di rifacimento delle reti idriche? Quali misure ci sono per rifare le reti idriche, considerato che più del 50% dell'acqua si perde prima di arrivare nelle case dei cittadini? È solo un tema, Assessore, per dimostrare che la propaganda di questo governo e le parole inopportune del Presidente Schifani, quando dice che questa minoranza e queste opposizioni non hanno progetti per la Sicilia, non hanno fatto proposte per la Sicilia, sono delle mere esposizioni, bugie, probabilmente per uscire dall'angolo e da una difficoltà politica in cui si trova. Sui rifiuti, che cosa è stato fatto? Quello che i cittadini vedono e percepiscono è un continuo aumento del costo della Tari, un continuo aumento del costo della Tari che grava sulle famiglie siciliane, e questo perché non c'è nulla per l'impiantistica. L'abbiamo risolto il problema dei rifiuti avviando il percorso per gli inceneritori, per la realizzazione di 2 inceneritori, e ha pure ritirato il Presidente Schifani il premio come custode dell'ambiente. 2 giorni fa, col collega Catanzaro e Lavardera e Di Paola, eravamo a Licata, a 38 chilometri da Agrigento, quel luogo dove ha ritirato il premio il Presidente Schifani. Ecco, lì ancora insistono dei rifiuti combusti a 2 anni da un'emergenza che ha fortemente preoccupato la popolazione di Licata e dei comuni limitrofi. I rifiuti sono là. Certo, i rifiuti combusti ancora si trovano là. Certo, spettava al titolare della concessione rimuovere quei rifiuti. E che cosa ha fatto la Regione, Presidente Pellegrino? Il potere sostitutivo, l'azione in danno, non ha escusso la polizza fideussoria. Da 2 anni che attendiamo la caratterizzazione dei rifiuti, e lo sa che cosa siamo riusciti ad ottenere come risposta dall'assessorato? Il 24 dicembre è stata approvata una delibera di giunta che stanziava 70.000 euro per la caratterizzazione dei rifiuti. Peccato che era troppo tardi e nel 2024 quelle somme non si sono potute impegnare. Abbiamo rinviato tutto all'anno nuovo. Siamo a dicembre del 2025 e l'assessorato avrà scordato e la politica avrà scordato di impegnare quelle risorse, e i funzionari ci dicono se ne parlerà nel 2026. Ecco, avete perso di vista quelle che sono le priorità dei siciliani e probabilmente si è distratti dai fondi e dai megafondi, perché dovevamo in questi giorni accelerare con le richieste da parte dei sindaci amici per presentare le richieste del fondo da 9 milioni di euro, Assessore,
fondo infrastruttura 9 milioni di euro perché bisogna spendere quelle risorse. Ecco, sono d'accordo con lei, non possiamo permettere, noi non siamo quelli del no, noi non siamo quella minoranza politica che dice no alle infrastrutture, noi non siamo contro gli interventi territoriali, noi siamo perché quegli interventi però siano dettati da una visione, da una strategia, non da questioni di amicizia e di vincita rispetto a chi è più vicino al potere, perché quel tipo di azione non fa bene alla Sicilia e non fa bene ai siciliani. Ecco, questa legge di stabilità non guarda avanti come è scritto nella relazione, Assessore. Questa legge di stabilità guarda intorno. Le emergenze della Sicilia e dei siciliani sono altre. Ecco perché cercheremo con tutte le nostre forze di migliorare questa legge di stabilità in aula e cercheremo di dare ai siciliani una speranza che rischiano di perdere. Grazie. Grazie onorevole Cambiano. Ha chiesto di intervenire l'onorevole De Leo. Prego, onorevole. Grazie Presidente, colleghi, Governo. Prendo la parola con un sentimento che non posso e non voglio nascondere, profonda amarezza. Amarezza perché ciò che è accaduto in Commissione Bilancio non può essere liquidato con una normale dinamica parlamentare. Abbiamo assistito a una Commissione Bilancio lampo, priva del tempo, della serenità e del metodo necessari per svolgere il ruolo che la legge e la storia assegnano a questo organismo. Invece di snellire ha ampliato, invece di analizzare ha accumulato, invece di razionalizzare ha appesantito il testo in maniera impressionante. Una manovra finanziaria che è entrata in Commissione con 28 articoli ed è uscita con 134. Questo non è normale, non è fisiologico, non è una buona prassi e non possiamo far finta che lo sia. La Commissione Bilancio è da sempre il luogo in cui la legge viene verificata e calibrata. Questa volta è accaduto l'esatto contrario. Un pienone, una pioggia di articoli inseriti senza un reale confronto, senza ponderazione, senza analisi approfondita. Purtroppo, come le dinamiche del mio partito, che riflettono la stessa innegabile situazione. Nessun dialogo, nessuna condivisione, nessun coordinamento. A dimostrazione che questo disagio non è isolato, ricordo che la vicepresidente della Commissione, l'onorevole Margherita La Rocca, ha manifestato il proprio dissenso arrivando ad abbandonare i lavori. Un gesto politicamente forte e condivisibile che dovrebbe far riflettere tutti. Oggi in aula qualcuno tenta persino di scaricare sulla maggioranza responsabilità e decisioni che la maggioranza nel suo complesso non ha avuto modo di discutere compiutamente. No, colleghi, questa narrazione non l'accetto. Non accetto che l'Aula diventi il luogo in cui si riversano tensioni e rivalse maturate altrove. E lo dico chiaramente, qui il problema non è questa o quella forza politica che ha presentato emendamenti. Questa non è una guerra contro le iniziative degli altri, siano esse giuste, ingiuste o camuffate. Però
Io ho una dignità politica e personale che nessuno può permettersi di calpestare, nessuno. Non sono qui per compiacere qualcuno né per eseguire ordini, né tantomeno sono disponibile a prestare il fianco alle intimidazioni politiche. Sono qui per una sola ragione: rappresentare i siciliani, e continuerò a farlo con onore, responsabilità e spirito di sacrificio. Ed è proprio per questo che voglio dirlo con equilibrio e onestà intellettuale. In questa legge finanziaria vi sono comunque misure che vanno nella giusta direzione. Per esempio gli incentivi all'occupazione stabile, il sostegno agli investimenti e gli aiuti ai disabili. Strumenti utili che meritavano un confronto serio e ordinato. Proprio per questo tutto ciò che è avvenuto dopo, Assessore, è ancora più grave. L'indignazione raggiunge il punto più alto davanti alla bocciatura della mia proposta sull'istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza nei comuni siciliani. Una norma nata dal dolore di questa terra, nata dopo fatti drammatici che hanno scosso la coscienza collettiva. Palermo, Capizzi, Monreale e tanti altri episodi che hanno spezzato giovani vite, famiglie, comunità. Era una norma che chiedeva protezione, attenzione, responsabilità morale. È stata invece trattata come un fastidio, archiviata con superficialità. Questo non lo posso accettare, né come parlamentare, né come siciliano, né come essere umano. E non posso tacere neanche su quanto accaduto per il mio emendamento sugli screening gratuiti per i cittadini della Valle del Mela. Un intervento di tutela della salute pubblica archiviato e successivamente nascosto dentro un articolo che parla formalmente di rigenerazione urbana. Ma quando si gioca con la salute delle persone non esistono scorciatoie accettabili. Lo dichiaro con assoluta chiarezza, Assessore. Difenderò la norma sul Garante così come difenderò tutti i miei emendamenti, uno per uno, e li argomenterò uno per uno. Ogni mia iniziativa è nata da un territorio, da un bisogno reale, da una sofferenza o da una speranza concreta. Non sono qui per avallare ciò che non condivido, sono qui per fare ciò che mi è stato affidato: rappresentare questa terra con dignità e responsabilità. In una fase così delicata il Parlamento non ha bisogno di silenzi, ha bisogno di verità, di coraggio, di persone che non abbassano la testa anche quando è scomodo. Io continuerò a fare il mio dovere fino in fondo, con la schiena dritta, con coerenza e con un solo obiettivo: il bene dei siciliani. Grazie. Grazie onorevole De Leo. Evitiamo di applaudire all'interno dell'Aula, colleghi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Sunseri. Prego, onorevole. Grazie Presidente, Assessore, onorevoli colleghi. Non è semplice intervenire dopo un intervento del genere da parte di un deputato di maggioranza, un deputato di Forza Italia, che di fatto restituisce un quadro sia sulla finanziaria sia sulla gestione politica di Forza Italia che è alquanto allarmante, perché diciamo che qualche affermazione venga da deputati dell'opposizione sta nella natura delle cose. Se un deputato di Forza Italia attacca in questo modo il proprio assessore, perché siamo presente oggi in aula l'assessore al bilancio che è di Forza Italia, e il proprio presidente e il presidente del gruppo parlamentare, evidentemente qualche problemino c'è, e io qualche domanda a posto loro me la farei, perché derubricare
un intervento del genere come un intervento fatto da un deputato che magari si vedrà poi nelle prossime settimane come gestirà il Presidente della Regione. Ad oggi la storia ci insegna che è solito abbandonare per strada tutti quelli che nominano, che fanno parte del proprio circuito, scaricando e dando loro la responsabilità e mai prendendosi la propria responsabilità. Effettivamente in quest'Aula mancava da un po' di tempo, e la statura morale dell'onorevole De Leo non le nascondo che gli fa assolutamente onore, perché non è semplice intervenire da questo scranno, soprattutto non è semplice intervenire contro il proprio Presidente del Gruppo, contro il proprio Presidente della Regione e il proprio Assessore al bilancio, tra l'altro citando un fatto che, non le nascondo, a me era sfuggito, cioè quello dell'abbandono da parte della Commissione Bilancio, da parte del Vicepresidente della Commissione Bilancio, anch'essa di Forza Italia. E possiamo dircelo, Presidente, questa finanziaria non ha una visione. Questa finanziaria è una cozzaglia di norme, arriva molto snella dal Governo, approda poi in Assemblea e diventa un obbrobrio normativo di 134 articoli. Tanti di questi mi auguro che la Presidenza li stralcerà perché non hanno natura finanziaria, e come lei ben sa, Presidente, tutte le norme che sono ordinamentali e che non hanno una natura finanziaria vanno stralciate, senza che questo venga suggerito dalle opposizioni o dai deputati di questa Assemblea, perché stiamo trattando la finanziaria. È vero che siamo abituati, ormai in questa Assemblea, a trattare solamente disegni di legge di natura finanziaria, perché non sia mai che arrivi una legge di riforma, non sia mai che arrivi in Aula un disegno di legge di natura parlamentare che appena arriva, siccome è proposta dall'uno piuttosto che dall'altro, si va col voto segreto e la stessa maggioranza le affossa. Non ne sono arrivate chissà quante, perché questo è un governo che tende a governare questa regione fuori dal palazzo dell'Assemblea, ma al palazzo del Presidente gli incontri sono sempre presenti, molte volte anche a casa di altri esponenti politici. Ricordo l'assessore alla salute che va a casa di Cuffaro a discutere di altro, ma funziona tutto fuori dall'Assemblea, e quando qualcosa arriva in Assemblea poi automaticamente, siccome ci sono gli screzi all'interno della maggioranza, qualcosa salta. A questo si aggiunge una serie di riforme che non dovrebbero far parte di questa legge finanziaria, che già bene prima il mio collega Barrica ha enunciato. Voglio specificarne una perché mi ha colpito particolarmente e voglio maggiormente derubricarla per quello che è. È incredibile come quei 54 milioni di euro assegnati all'assessorato infrastrutture per interventi infrastrutturali e per chiese e altro in Regione venga gestito come se fosse una cosa normale. Guardi, noi, l'onorevole Barrica l'ha già enunciato, abbiamo presentato una serie di emendamenti che sono di un buon senso, che anche un bambino capirebbe. Ci abbiamo detto: c'è una somma, ripartiamola tra tutti i comuni in base alla popolazione e alla dimensione, come avviene in qualsiasi altra norma di buon senso. Qui si lascia totalmente la discrezione a un assessorato che non si capisce come, dove, quando, a chi li distribuirà. Ma guardate che è incredibile anche quando qualcuno presenta una cosa che è veramente talmente semplice da capire, che si alzano le barricate e si preferisce lasciare tutta la discrezionalità. Poco fa il collega, forse sono stato distratto io, non ha citato, o meglio lo ha detto, ma non ha detto quel comune. Il comune di Maletto è incredibilmente governato da Fratelli d'Italia, è incredibilmente il comune che ha ricevuto più risorse di tutta la regione tra i comuni piccoli. È incredibile come già qualcosa che sia avvenuto e che abbia portato a delle storture all'interno delle leggi di natura finanziaria non possa essere cambiato in qualcosa di normale, di semplice, di lineare, di generale, di astratto, che non permetta all'assessore, al deputato, di avvantaggiare un comune piuttosto che un altro.
E questa norma, così come tante altre norme, vanno solo in quel senso, perché il senso di questa finanziaria è quella di una finanziaria che, in assenza di 2 assessorati lasciati vacanti dal Presidente della Regione, che ha tenuto a sé le deleghe dopo tutto quello che è successo con la Democrazia Cristiana, sta semplicemente aspettando di capire come si comporterà l'Aula per poi assegnare gli assessorati, e quindi il Presidente della Regione non sta valutando se quest'Aula approverà delle norme di buonsenso o meno che vanno a tutela della Sicilia e dei siciliani, ma sta cercando di capire come i partiti politici gestiranno questa finanziaria, perché se ci sono quelli bravi che voteranno tutte le norme del Presidente della Regione, allora potranno essere nelle sue grazie e potranno ambire e avere la possibilità di entrare in Giunta. Se ci sarà qualche cattivo e monello che invece col voto segreto proposto dalle opposizioni voterà contro quelle norme, non sia mai, perché ci saranno quelli messi a studiare. Io non lo posso dimenticare il vicepresidente della Regione San Martino che girava tra i banchi per vedere se c'era qualcuno che votava contrariamente a quanto voleva votare il governo. E succederà la stessa identica cosa. E mi permetto di fare come dire, il visionario anche questa volta. Sono 134 articoli, più di 130 articoli, io sono sicuro che non arriveremo a 30, non ci arriveremo, ma perché è impossibile arrivare a più di questi articoli quando si sa già che il governo vuole chiudere prima di Natale. È impossibile anche solo trattare gli emendamenti modificativi delle opposizioni per immaginare di arrivare all'ora, e soprattutto è impossibile immaginare che questa Presidenza non stralci tutta una serie di norme che non solo sono di natura ordinamentale, e le cito una perché ho già preparato la questione pregiudiziale, è quella riguardante le aree idonee. Allora, sugli articoli che riguardano le aree idonee di questa Regione per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, sono gli articoli 25, 26, 28, 30 del disegno di legge di stabilità regionale. Non è mai passata dalla Commissione di merito, quindi la Commissione Ambiente e Territorio non sa neanche di cosa stiamo parlando. Il decreto di legge è stato fatto la scorsa settimana e ancora siamo in attesa della conversione del decreto di legge, che deve essere fatto dalla Camera e dal Senato, e noi lo abbiamo già incardinato nel disegno di legge di stabilità regionale. Ma è una cosa che non ha senso. È una cosa che non ha senso, perché l'Assemblea regionale che deve approvare la norma ha la necessità di confrontarsi col dirigente generale, di leggere la norma, di emendarla in commissione, di ascoltare l'assessore. Non si presenta in disegno di legge di stabilità, ma questa è veramente l'ABC dell'Assemblea. Cioè, questo governo pensa di poter fare le cose a casa, di farle nel palazzo a fianco, di portarle qua e mettere quasi la fiducia sulle norme. Non funziona così. Il processo normativo non è così. Allora, Presidente, io potrei entrare nel merito delle norme, discutere le cose che ci sono, quelle che non funzionano, ma mi riservo di farlo in maniera precisa e puntuale, articolo per articolo, quando lo affronteremo. Però una cosa deve essere chiara, e questa cosa la dico a chi ci ascolta, a chi ci segue, a tutta quella gente che veramente ha perso completamente la fiducia nei confronti delle istituzioni. Questa Regione non ha bisogno di queste norme spot. La Regione ha bisogno di norme che possano cambiarla nella sua essenza, perché i temi più importanti, la siccità, l'agricoltura, la sanità, la possibilità di vedere i comuni, e su questo voglio aggiungere una cosa meravigliosa sui comuni. Io quello che ho sentito l'altra volta alla conferenza stampa di ANCI è stato stupendo. Il presidente di ANCI ha dichiarato che in 2 anni, seppur ha presentato richieste ufficiali al Presidente della Regione, al Presidente all'assessore al bilancio, non si è mai incontrato col governo. Cioè, il Presidente di un'associazione che coordina 391 comuni siciliani, la sua totalità, non ha mai incontrato l'assessore al bilancio. E la cosa più bella è che l'indomani, o 2 giorni dopo, l'assessore al bilancio e il Presidente della Regione hanno incontrato il Presidente ANCI. Io che non sono solito commentare sui social, si figuri, a volte utilizzo la mia pagina per lanciare i messaggi, sono andato a commentare sotto il post della Regione siciliana che diceva: il Presidente della Regione e l'assessore Dagnino hanno incontrato il Presidente di ANCI dopo 2 anni. È incredibile, cioè dopo 2 anni che il Presidente ANCI chiede di incontrare il governo, a finanziaria già approvata, 350 milioni di cui decurtati 80 milioni di riserve.
Ma che aiuti ai comuni sono? Ma chi dobbiamo fare ridere? Ci sono 80 milioni di euro di riserve su 350 stanziati. Ma fa ridere anche solo raccontarlo. Allora, siccome credo che ci siano delle urgenze in questa regione e che non si possa gestire tutto come 10 emendamenti della DC, 10 di Fratelli d'Italia, 20 di Forza Italia, facciamolo approvare, vediamo se facciamo tutti bravi, se passano a gennaio facciamo il rimpasto. Io non penso sia questo il modo corretto di governare questa regione. Fortunatamente vedo un lato positivo, che questa legislatura, questa probabilmente sarà l'ultima se non la penultima finanziaria, mi auguro oggettivamente l'ultima, e soprattutto mi auguro che i siciliani comprendano che esiste un modo di fare politica diverso, che lo si può leggere, perché il Presidente della Regione ci attaccava dicendo che non avevamo presentato i nostri punti programmatici o la nostra visione di Sicilia. Il Presidente della Regione non ha aperto il sito dell'Assemblea Regionale Siciliana e non ha visto che non so quante centinaia di disegni di legge sono stati depositati dall'opposizione e il 99,9%, lo lascio lo 0,1 perché probabilmente mi sfugge qualcosa, non è mai stato trattato dall'Assemblea e dalla sua maggioranza. Allora, l'augurio è che di queste schifezze, che diciamo non hanno né visione né altro, si possa fare a meno e si possa poi invece concentrare un prossimo governo regionale sui temi che interessano i siciliani. Agricoltura, acqua, sanità, sono questi i temi che importano e che possono cambiare il futuro della nostra regione. Grazie. Grazie onorevole Sunseri. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Campo. Prego, onorevole. Grazie Presidente Di Paola, Assessore Dagnino e colleghi. Non vedo nessuno della maggioranza presente, oggi evidentemente non interessa cosa abbiamo da dire. È da mesi che questo Parlamento è travolto dagli scandali, inchieste pesanti che hanno travolto sia il governo che l'Assemblea, con la corrente turistica dei Fratelli d'Italia, poi con lo scandalo della Nuova Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro, e io pensavo che questa finanziaria fosse finalmente l'occasione per chiudere delle finestre di opacità e per restituire ai siciliani una visione nuova di buona politica. E invece, Assessore, sembra quasi che di finestre se ne siano spalancate addirittura di nuove, perché si continua a pensare sempre, solo ed esclusivamente alla propria classe politica, a interessi di natura personale e particolare. E faccio un esempio, non entrando nel merito se sia giusto o sbagliato, ma sono stati aumentati, sempre in questa finanziaria, le indennità dei presidenti dei liberi consorzi, quando per mesi si era detto da questa maggioranza, non da noi, attenzione, che questa legge del Rio sarebbe stata a costo zero per i cittadini, che non ci sarebbero stati aggravi nelle casse. Invece noi andiamo ad aumentare, triplicandoli, gli stipendi dei presidenti dei liberi consorzi che provengono da comuni piccoli, che sono praticamente quasi tutti tranne quello di Caltanissetta, ma la cosa grave è che viene cancellato il reddito di povertà. Perché dico, quando si fanno degli aumenti alla classe politica, poi di contro bisogna dare anche ai cittadini la possibilità di avere una vita sana, agiata, normale. Il reddito di povertà era già povero perché arrivava a 270 euro al mese per 7.000 persone, quando le richieste erano migliaia e migliaia, è stato pure tolto. E non pensiamo ai dipendenti dei comuni, è da mesi che facciamo incontri per tutti quei lavoratori part-time, spesso monoreddito, che hanno anche stipendi di 500 euro al mese. Io immaginavo che finalmente si potessero portare le ore a 35, neanche questo è presente. Cioè pensiamo sempre solo alla classe politica. Un'altra cosa, lo sgravio della tassa automobilistica per le aziende con flotte superiori a 10 autoveicoli immatricolati.
Ma siamo sicuri che favorisce una platea ampia e non pochissime persone e sempre i soliti noti, sempre le solite persone coinvolte nelle vicende di questo Parlamento? E togliamo la tassa automobilistica a queste poche aziende siciliane, però mettiamo la tassa dei cani ai cittadini. Quindi tutti i cittadini proprietari di un cane devono pagare 10 euro per il passaggio di proprietà, 20 euro per la registrazione, 80 euro per più di una cucciolata con 3 cuccioli. Ma perché mettere questa tassa andando contro quello che si è sempre detto di incentivare le adozioni dei randaggi con aiuti piuttosto che con tasse? Così nessuno più registrerà gli animali, si abbandoneranno le cucciolate e aumenterà il randaggismo nei comuni. E proprio qua voglio parlare dei comuni. C'è stata appunto ANCI che ha posto una problematica abbastanza pesante e grave, che è quella della sicurezza nella città. Voi come centrodestra vi siete fatti sempre i promotori di questa questione della sicurezza, come se alle altre forze politiche non interessasse avere centri storici sicuri e cittadini sicuri. No, è una cosa che interessa a tutti. Sicuramente noi abbiamo fatto tante proposte che sono volte anche all'educazione, non solo alla repressione, ma anche a livello di repressione. Non vediamo niente. È stato messo 1 milione di euro per tutti i comuni siciliani, quindi stiamo parlando di tantissimi comuni, c'è una miseria, che dovrebbero aumentare le forze di polizia municipale, i controlli, gli aiuti sociali, con questi pochi soldi. Però di contro abbiamo ampliato il plafond di tutti gli assessorati, ma di tantissimo. Dalle infrastrutture passa da 9 milioni del 2025 a un fondo di progettazione di 54 milioni. I beni culturali passano da 3 milioni a 5 milioni e mezzo, più altri 10 milioni per i parchi. L'assessorato al turismo da 12 milioni a 16 milioni e mezzo, l'assessorato all'agricoltura da 3 milioni e 6 a 5 milioni e 7 e via discorrendo. Tutti fondi discrezionali, tutti fondi che favoriranno le continue logiche di questo Parlamento, di dare ad alcuni e di togliere ad altri, o di non dare niente ad altri. E porteranno molti deputati di questa maggioranza con la mano a cucchiaino a fare le file negli assessorati. È un'indecenza, questi fondi aumentati così in maniera discrezionale senza che siano mai stati discussi nelle commissioni. E ancora voglio porre l'attenzione su un'altra questione, se parliamo di cultura. Sono state prese in considerazione 3 associazioni, 3 fondazioni, la Fondazione Presti, la Fondazione Tusa, la Fondazione De Pasquale, a cui sono stati dati dei contributi considerevoli per le loro attività, che sono sicuramente di pregio, ma è la terza volta che brocciate da questa finanziaria la richiesta di un fondo per la costituzione della casa museo dedicata a Giorgio La Pira. 100.000 euro sono state bocciate. Questa è la prova che questo governo fa sempre figli e figliastri, che agisce solo per le cose di proprio personale interesse. E mi viene di concludere con una frase, facendo una citazione, che se questo governo, che cosa ha imparato questo governo dalla storia? Che dalla storia il governo non ha imparato nulla, perché la storia si ripete continuamente. Figli e figliastri, fondi dati per alcune cose e tolti ad altri. Grazie. Grazie onorevole Campo. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Ciminnisi. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, è la terza manovra del governo Schifani e quasi quasi rimpiango le manovre passate, perché quelle almeno erano soltanto brutte. Questa è doppiamente brutta perché altro non è
che è l'esatto contrappeso della mozione di sfiducia che abbiamo votato qualche settimana fa, perché rispetto a quella mozione di sfiducia in cui tra l'altro il Presidente Schifani ha cercato maldestramente di difendersi dicendo che il rating era migliorato, ha fatto passare l'idea che la Sicilia fosse una regione ricchissima in cui i soldi abbondano talmente tanto, salvo poi non sapere neanche come spenderli, che io già li vedevo i deputati di maggioranza che si sfregavano le mani perché non vedevano l'ora di arraffare tutto quello che potevano arraffare e andare dal Presidente Schifani giustamente a battere cassa, a riscuotere il premio fedeltà per aver votato naturalmente, fedelmente, ovviamente col voto palese in maniera obbligata, questa rinnovata fiducia al Presidente Schifani. Ovviamente ora non solo non c'è più lo spettro del voto palese, perché ovviamente col voto segreto vorrò vedere questa maggioranza granitica a sostegno di questa manovra, ma c'è pure all'orizzonte anche un annunciato rimpasto di giunta con 2 assessori che ancora non ci sono, che sono quelli della Democrazia Cristiana, che recuperano spazio nei posti di sottogoverno, e altri che ovviamente scalpitano e useranno e usano questa manovra per aggiustare gli equilibri all'interno della maggioranza tra i vari partiti, all'interno dei partiti tra le varie correnti di maggioranza e di opposizione interna alla maggioranza. E la prova di questo è il fatto che una finanziaria che era entrata con 30 articoli, dopo la mozione di sfiducia è diventata di 130 articoli, perché ovviamente ogni deputato di maggioranza che si è mostrato fedele è andato lì a riscuotere e a battere cassa per avere ciò che gli spettava, e così in un tempo di presunte vacche grasse che vengono annunciate urbi e torbi dal Presidente Schifani, cosa facciamo noi? Anzi, cosa fa il governo Schifani? Imbastisce una manovra non per creare misure durevoli di sviluppo, di crescita per la Sicilia, ma mette insieme tutta una serie di articoli di una maggioranza famelica che in qualche modo deve soddisfare i piccoli interessi del proprio giardinetto, del proprio orticello, in vista probabilmente di prossimi appuntamenti elettorali. E lo fa in maniera con una foga così irruenta che non si rende conto nemmeno che sullo stesso argomento ci sono sparsi nella manovra 3-4 articoli sullo stesso tema, 4 interventi su un altro tema. Ne faccio un esempio così banale per tutti: c'è la norma per l'accessibilità delle spiagge disabili per i comuni che hanno approvato i PUDM e la norma di accessibilità delle spiagge disabili per i comuni sotto i 5.000 abitanti, perché tutto in questa manovra è schermato da almeno 3 barriere apparenti. La prima sono le tabelle, cioè vediamo, è stato citato più volte l'esempio del fondo di progettazione dell'assessorato alle infrastrutture, con più di 50 milioni di euro che l'assessorato distribuirà secondo dei criteri che sfuggono al controllo del Parlamento, e come l'assessorato infrastrutture e tanti altri assessorati di cui abbiamo visto lievitare nelle tabelle gli stanziamenti di spesa, le previsioni di spesa. Poi c'è l'altro schermo, che è quello fantastico delle riserve ai comuni. Abbiamo nel Fondo di autonomie locali abbiamo fatto un grande stanziamento complessivo per le riserve agli enti locali, in cui c'è un po' di tutto. E guarda caso non posso fare a meno di notare che manca quest'anno, dopo tanti anni, avete dimenticato la riserva per i comuni che raggiungono il 75% di raccolta differenziata. Del resto, da un governo che si autopremia come custode dell'ambiente perché fa gli inceneritori, coerentemente non ci aspettiamo sicuramente la premialità ai comuni che fanno il 75% di raccolta differenziata, anche perché se non negli inceneritori che cosa ci dovete mettere? Perché sono sovradimensionati rispetto a quello che in realtà è il flusso dei rifiuti.
Allo stesso modo, sempre perché, come direbbe il buon Tajani, la tutela dell'ambiente vale, ma fino a un certo punto, naturalmente non ha trovato accoglimento neanche la proposta di aumentare le risorse del fondo di demolizione degli immobili abusivi che ovviamente come opposizione a mia prima firma avevamo presentato. Però naturalmente la tutela dell'ambiente evidentemente è un valore negoziabile, contrariamente a quello che avevate detto. E che cosa dire in tutte queste riserve dei comuni se da una mano diamo ai comuni amici, dall'altro cosa dire? L'emblema dell'inefficienza della gestione dell'emergenza idrica di questa regione è l'articolo 16, perché noi premiamo tutti i comuni per qualsiasi cosa, quelli che sono bandiera blu e quelli che dobbiamo incoraggiare a diventare bandiera blu, quelli che hanno la supermarchetta scritta su misura per la strada che passa sotto l'albero a fiori. Però cosa facciamo? Puniamo per i prossimi 10 anni i comuni ex EAS che hanno avuto la sfortuna di ereditare dalla regione la gestione ex EAS. Quegli stessi comuni che oggi sono proprio quelli che sono ancora più in difficoltà per la crisi idrica, e mi riferisco ai comuni di Messina, ma soprattutto a metà dei comuni della provincia di Trapani, che vivono una crisi idrica quotidiana che non è affatto superata. Ma voi ci parlate con la gente, voi venite qui a parlare di miglioramento del rating, ma siete totalmente scollegati dall'economia reale che vivono i siciliani. Ma ci parlate con i siciliani che non hanno l'acqua a casa? Ci andate ogni tanto al supermercato a fare la spesa? Ci parlate con il casaro che vi fa il formaggio e non può sostenere i prezzi del latte? Ma avete una cognizione di quello che succede in Sicilia? O pensate veramente che mettere insieme tutte queste misuricchie per far contento ciascun deputato serva alla Sicilia? E poi c'è un altro schermo, che è quello della manovra indovina chi. Ci sono le norme scritte su misura, non so se siete della mia generazione, però vi ricordate il giochino che c'era Indovina chi? L'avversario descriveva il personaggio e diceva è uomo, è biondo, ha gli occhi azzurri, ha la cravatta arancione, e l'altra parte doveva indovinare chi era il personaggio. E in questa manovra abbiamo pure le norme indovina chi. Esempio, spesa di 1 milione, ne prendo una a caso senza volere male a nessuno, in favore dei consorzi universitari che operano in territori nei quali insistono uno o più siti UNESCO, che distano dagli atenei di riferimento oltre i 180 chilometri e di cui sono soci città con popolazione inferiore a 35.000 abitanti. Indovina chi? Metteteci la faccia, dategli un nome e dite Consorzio Universitario di Agrigento, perché pure io ho avuto difficoltà a capire chi era quello di 180 chilometri, che aveva 35.000 abitanti, che aveva un sito UNESCO. Giustamente dobbiamo capire pure che cosa serve ai siciliani. Io, Presidente, concludo, perché tanto questa manovra è una manovra che ai siciliani non serve, perché, ripeto, io ho la sensazione che questo governo abbia totalmente perso il contatto con la realtà, e di questa manovra qua i siciliani non hanno che cosa farsene. Con questa probabilmente i siciliani, siccome bisogni dei siciliani e risposte ai siciliani qua non ce ne sono, con questa i siciliani ci possono fare la carbonella per il caminetto di Capodanno. Il problema è che a bruciare non è questo foglio di carta, sono i soldi dei siciliani e il futuro dei siciliani. Grazie onorevole Ciminnisi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Spada. Prego onorevole. Io vi ricordo, colleghi, che ogni gruppo parlamentare ha una tempistica che abbiamo calcolato in base al numero di ore di aula, e che per i gruppi parlamentari di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle questa tempistica si sta esaurendo o è già esaurita. Prego onorevole Spada. Grazie signor Presidente. Prenderò 5 minuti, il tempo di fare delle considerazioni rispetto a questa finanziaria
che in tanti aspettavano, che in tanti speravano potesse in qualche modo dare delle risposte ai territori, ai cittadini, agli studenti. Vede, verso le 3, Presidente, alle ore 15, ci saranno diversi studenti sotto l'Assemblea regionale siciliana che protesteranno. E protesteranno per l'ennesima volta perché anche questa volta il governo regionale ha deciso di stanziare solo, però Assessore Dagnino, se mi dà un attimo di attenzione in modo tale da mantenere la discussione cordiale, tranquilla, serena, che poi ogni volta che dobbiamo parlare di tematiche... Andiamo avanti. No, le volevo dire questo, Assessore, perché più tardi ci saranno degli studenti che protesteranno perché le somme stanziate per le borse di studio raggiungeranno il 40% rispetto al 90% degli anni precedenti. Allora io penso che il Governo non possa, non attenzionare questa situazione, perché garantire il 40% di borse di studio a fronte dei diversi milioni stanziati in questa finanziaria penso sia uno schiaffo ai tanti giovani che hanno deciso di rimanere qui, di studiare qui, di non andare in un'altra regione, perché se si fossero spostati presso un'altra regione magari avrebbero avuto la copertura del 100% delle borse di studio. Quindi la invito a tenere in considerazione questo dato e ad intervenire, così come la invito a considerare gli interventi da destinare ai comuni siciliani. So che avete fatto un incontro con ANCI Sicilia, che avete preso l'impegno di aumentare di 30 milioni di euro gli stanziamenti previsti all'interno di questa finanziaria, però vi siete, non dico dimenticati, ma non avete rifinanziato una misura che ha dato un sostegno a tanti comuni siciliani che oggi si trovano in una condizione di dissesto o di predissesto. Noi, grazie agli interventi che abbiamo fatto e che abbiamo stanziato nei mesi scorsi, siamo riusciti ad evitare che molti comuni finissero in una condizione di dissesto perché erano già sofferenti in un piano di riequilibrio. Continuare ad aiutare questi comuni piuttosto che condannarli al default e quindi rifinanziando quella misura che stanziava 6 milioni di euro per i comuni in piano di riequilibrio e 4 milioni per i comuni in dissesto, soprattutto i piccoli comuni, perché mentre sulle grandi città, i comuni costieri, quelli che hanno il mare, quelli che hanno comunque anche un flusso turistico che con la tassa di soggiorno, con altre iniziative possono garantire un risanamento o comunque il mantenimento di un equilibrio all'interno del proprio bilancio, ci sono i comuni delle aree interne, i comuni più piccoli, quelli che non hanno strumenti o attività produttive in grado di garantire una stabilità finanziaria ed economica, che soffrono, e spero che il Governo possa dare loro un contributo per affrontare anche questo 2026. Concludo, perché penso sono verso la fine dei 5 minuti, dicendo che i miliardi di euro che sono risultati dalla parifica penso che debbano essere spesi e debbano essere spesi tenendo più in considerazione chi oggi sta sul fronte. E oggi sul fronte, Assessore, ci stanno i sindaci, con le 1000 difficoltà, con i 1000 impegni e con le esigue risorse che ogni anno vengono destinate nei nostri comuni. Solo per fare un paragone, il fondo delle autonomie locali della Regione Sardegna è 3 volte quello della nostra Regione, con una popolazione che rappresenta 1/5 rispetto alla Sicilia. E allora, se vogliamo realmente iniziare ad aiutare i siciliani tutti, partiamo dai sindaci, che sono quelli che si fanno carico più di tutti delle problematiche degli stessi. Grazie. Grazie onorevole Spada. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Saverino. Prego, onorevole. Va bene. Prego, onorevole. Prego, onorevole.
Grazie Presidente. Purtroppo ogni volta dobbiamo correre, quindi è impossibile riuscire a parlare con questa. Allora, Presidente, naturalmente leggendo Assessore Dagnino, leggendo questa legge di stabilità, la cosa che appare di più è un libro dei sogni, naturalmente. Pur sapendo, e ci siamo resi conto, che tutta la parte amministrativa e applicativa di questa legislatura è in mano a un governo che è particolarmente immobile e si è contraddistinto per non avere una grande visione. Per cui da una parte non ci sono domande sbagliate che vengono fatte dai nostri cittadini, ma forse ci sono delle risposte, non dico errate, ma forse ci sono risposte limitate soltanto ad alcune propagande, alcuni momenti elettorali, alcune forse diciamo più non per chi vive veramente la realtà e la quotidianità di tutti i giorni. Noi dispiaciuto molto, e non me l'aspettavo dal Presidente Schifani, l'altra volta quando c'è stata la mozione di sfiducia lui ha risposto, nella sua risposta per me è stata insomma abbastanza deludente e non me l'aspettavo proprio da lui, perché a un certo punto ha detto che noi critichiamo, come opposizione critichiamo, ma che non portiamo proposte. Allora velocemente vorrei soltanto dire alcune delle proposte che noi abbiamo presentato tutta come opposizione con il Movimento 5 Stelle, con Ismaele controcorrente, proprio per fare vedere che noi comunque una visione ce l'abbiamo. Sono tutte proposte, interventi mirati che servono per dare risposte non solo nell'emergenza, ma soprattutto in maniera strutturale e soprattutto a lungo raggio, essenziale per affrontare le diseguaglianze territoriali, che è stato già sottolineato da tanti miei colleghi, disagio sociale e anche un deficit importante infrastrutturale che noi viviamo. Per quanto riguarda gli interventi strutturali per la programmazione degli enti locali, noi sappiamo che abbiamo grossi problemi per la risoluzione in Sicilia, il rafforzamento delle capacità di investimento e pianificazione degli enti locali, e per questo abbiamo proposto potenziamento della capacità progettuale, quindi la riproposizione del Fondo Progettazione Comuni è un intervento necessario e altamente strutturale. Le difficoltà dei comuni siciliani, specialmente quelli più piccoli, sono sotto gli occhi di tutti, che non riescono a dotarsi dei progetti esecutivi e quindi non riescono proprio per questo ad avere accesso ai fondi di sviluppo sia nazionali che europei. Questo fondo specifico intende superare appunto questa difficoltà, questa lacuna, migliorando la capacità di programmazione futura della spesa. Un'altra nostra proposta è quella dell'aumento degli investimenti locali. L'incremento del fondo investimento fornisce quindi risorse aggiuntive per la realizzazione di opere, di infrastrutture a livello comunale, che è la base essenziale e necessaria per il nostro territorio. Poi siamo intervenuti anche sulla sicurezza e welfare aziendale, quindi in ambito lavorativo la premialità per le aziende che migliorano le condizioni del lavoratore attraverso misure di welfare aziendale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro promuovono sicuramente un cambio culturale e strutturale nelle relazioni di lavoro, con benefici a lungo termine sia sulla salute che sulla produttività regionale. Abbiamo cercato di proporre anche un contrasto alla marginalizzazione territoriale e sociale, affrontando quindi le diseguaglianze geografiche e sociali, soprattutto concentrandoci sulle aree più vulnerabili, per cercare di liberare la potenzialità dei nostri territori e quindi portare economia e sviluppo. Quindi con il rilancio delle aree interne delle isole minori, con l'istituzione di un fondo bonus aree interne, incentiva l'acquisto, recupero e riqualificazione di immobili abbandonati destinati ad abitazione principale o locazione a canone moderato. Insomma, noi stiamo cercando di invertire la tendenza allo spopolamento attraverso il riutilizzo del patrimonio edilizio e la stabilizzazione demografica. A questo naturalmente si aggiunge l'istituzione di un fondo specifico per l'attivazione di servizi e strumenti
strutture socio-sanitarie nei comuni delle aree interne e delle isole minori siciliane, garantendo servizi essenziali che spesso mancano in queste zone. Dopodiché non mi fermo qui perché sono tante le altre proposte, ma almeno volevo lasciare qualche spazio ancora, ma Presidente, purtroppo. Onorevole, se vuole qualche altro minuto glielo concedo io, prego. Grazie, ma volevo lasciare spazio al collega Venezia. Altre cose per cui noi ci siamo battuti, abbiamo proposto, sono la rigenerazione delle aree urbane marginali, quindi proprio per il contrasto. Parliamo tanto di disagio sociale, soprattutto nelle aree interne, soprattutto nelle periferie, definite come zone di appunto condizioni economiche insomma precarie e sociali, anche ambientali, e sicuramente peggiori rispetto alla media. E questo naturalmente serve per il potenziamento non solo del capitale umano e sociale di queste zone, quindi sempre pensando avendo una visione a lungo termine. E quindi abbiamo parlato naturalmente di fondi per le scuole, quindi azioni di cambiamento stabile negli spazi scolastici, nella didattica, nella relazione, la realizzazione di centri di aggregazione giovanile e il sostegno ai consultori familiari, proprio per dare maggiore sostegno non solo ai giovani e alla genitorialità. Questi rappresentano sicuramente investimenti diretti nella prevenzione del disagio e nell'educazione socioaffettiva dei minori. Crediamo progetti di rigenerazione urbana proprio per dare anche aiuto e sostegno agli enti del terzo settore, inclusione sociale, contribuendo quindi al decoro e alla coesione del tessuto urbano. Naturalmente altre proposte sono sull'ambiente, sono dal punto di vista sanitario, se ne è già parlato tanto, chiudo proprio perché quindi Assessore Dagnino, visto che il Presidente Schifani non è in aula, può lei stesso riferire che comunque l'opposizione ne ha tante di proposte, sono tanti i nostri emendamenti e tutti sono con una visione a lungo termine. Grazie. Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Adorno. Prego onorevole. Grazie Presidente. Volevo sapere se avevo 32 secondi o se potevamo sforare, perché ci sono anche altri collega, colleghi. cercherò di dare un po' di tempo in più perché comunque ci sono altri colleghi che devono intervenire, però il gruppo parlamentare ha, così come abbiamo stabilito, dei tempi contingentati e mercoledì c'era tempo aperto per tutti e dico chi è intervenuto mercoledì ovviamente aveva un maggiore quantitativo di tempo. Prego onorevole Adorno. Sì, grazie Presidente. No, mi spiaceva togliere il tempo ai colleghi. Oggi parliamo della legge di stabilità, una legge di stabilità che di stabilità non ha proprio nulla, Assessore Dagnino. Assessore Dagnino, questa legge di stabilità entra in commissione con poco più di 30 articoli e invece poi diventa di 134 articoli. Mi rivolgo a lei perché è ovvio che anche oggi che si discute della legge più importante dell'intero anno, il Presidente Schifani è ovviamente assente. Dicevo, parliamo di una legge di stabilità che di stabile non ha proprio nulla, anzi è un ossimoro dire stabile, perché una legge che entra con 34 o 35, non mi ricordo adesso esattamente, articoli e che poi diventa di 134 articoli, è evidente che forse perché siamo in tema di vacanze natalizie ha preso il lievito madre per il suo panettone. Presidente, in questa legge di stabilità non c'è alcuna soluzione dei problemi che i siciliani hanno in maniera reale. Io le dico soltanto un articolo, per esempio l'articolo 14, che parla di una cabina di regia per l'assessorato ambiente per le specie esotiche e invasive. Dico, ma di questo ce n'era fortemente necessità per i siciliani?
Parlo del suo assessorato, assessore Dagnino, 600.000 euro di spese previste per la comunicazione all'assessorato all'economia, 600.000 euro spese per la comunicazione. Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, per piacere, dica al Presidente Schifani che sul pianeta Sicilia sono ben altri i problemi. Noi lo sentiamo spesso proclamare a destra e a manca che ci sono risultati strabilianti dal punto di vista economico. Ecco, noi non ce ne siamo accorti e non se ne sono accorti i siciliani e non se ne è accorta questa manovra di bilancio. E non se ne è accorta perché uno dei problemi che tutti noi sappiamo essere è la sanità. E se davvero si fosse voluto incidere nella sanità, e allora si sarebbero potute programmare e attuare un piano di assunzioni per medici, infermieri e personale medico. È invece totalmente assente. Dica per piacere al Presidente Schifani che è in suo potere, nella conferenza Stato-Regioni, programmare il numero dei medici di cui la sua terra ha bisogno, perché di questo non c'è traccia, non lo leggiamo nemmeno sui social, non lo leggiamo nemmeno sui giornali. E allora io quello che vedo invece in questa legge di bilancio è un susseguirsi di manovre spezzatino e spot, un susseguirsi di piccoli rattoppi qua e là, forse a seguire quello che era l'intento che oramai si è perso del Presidente Schifani quando diceva rispetto agli scandali che emergevano che alla luce del quadro delle indagini che stava emergendo riguardanti Cuffaro ritengo doveroso riaffermare la necessità che il governo regionale operi nel segno della massima trasparenza, del rigore e della correttezza istituzionale, principi che rappresentano il fondamento stesso della buona amministrazione. Ecco, questo diceva il Presidente Schifani e per questo toglieva 2 assessori non indagati dalla Giunta, salvo poi qualche giorno dopo far entrare degli altri uomini di sottogoverno, li abbiamo visti alla IACP di Caltanissetta, al Parco delle Madonie, al Consorzio Universitario di Agrigento e ultimo, proprio di qualche giorno, il capo di gabinetto vicario della sua presidenza. Ecco, questa manovra è figlia dello stesso atteggiamento che cerca di dare soluzioni alla sua maggioranza che è disintegrata e gli tira la giacchetta oggi a destra, un po' a sinistra, un po' a centro e non si vedono provvedimenti che interessano i siciliani. Presidente, per piacere, dica al Presidente Schifani che a Natale i siciliani vorrebbero tornare nella propria terra, perché c'è un caro voli di cui non fa menzione, non ci sono proposte di continuità territoriale serie in questa manovra. Presidente, è un momento difficile per i nostri siciliani. Aveva fatto anche il Sicilia Express, un fallimento, un click day fallito e posticipato. Presidente, il Movimento 5 Stelle con il Partito Democratico e con Controcorrente hanno presentato delle proposte alternative, proprio perché durante la seduta della mozione di sfiducia il Presidente Schifani ci rimproverava di non avere proposte, rimproverandoci di essere il partito del no, della protesta e non della proposta. Vorrei ricordare al Presidente Schifani che il Movimento 5 Stelle è stato al governo nazionale ed è l'unico soggetto politico che pur avendo governato non ha persone né indagate né inquisite. E invece il Presidente Schifani cosa ha fatto quando ha dovuto scegliere la sua maggioranza? È andato a bussare alle porte di un condannato in via definitiva per favoreggiamento aggravato alla mafia.
E quindi di questo ne paghiamo le conseguenze tutti, Presidente. E allora dica al Presidente Schifani, per piacere, che la sanità andrebbe programmata, che i siciliani vorrebbero tornare a casa con delle tariffe calmierate. Queste, assieme all'assenza di lavoro per i nostri giovani, sono solo alcune delle misure di cui la nostra terra ha bisogno, motivo per il quale a questa manovra di bilancio noi voteremo in maniera contraria. Grazie Presidente. Grazie onorevole Adorno. Colleghi, a me rimangono 4 interventi, 3 del gruppo Movimento 5 Stelle e 1 del gruppo Partito Democratico. Io farei, e poi la replica ovviamente del Governo. Io farei un ulteriore intervento, poi alle 14 facciamo una breve pausa, riprendendo alle 15 con i 3 interventi che rimangono e la replica poi dell'assessore. Quindi adesso il... L'onorevole Venezia le cede la priorità dell'intervento. Prego, onorevole De Luca. Dopo l'intervento dell'onorevole De Luca ci sarà la pausa e riprenderemo poi alle 15 con i 3 interventi che rimangono e la replica da parte del Governo. Prego, onorevole De Luca, le ricordo ovviamente che il tempo del gruppo è concluso. Grazie Presidente, ringrazio anche il collega per avermi ceduto il posto e consentirmi quindi di assolvere un impegno professionale. Sarò breve per il semplice motivo, vede Presidente, che questa finanziaria non ha senso che venga discussa in sede di discussione generale e la bassa presenza in aula e del Governo lo testimoniano, per il semplice motivo che di questo testo 3/4 non arriverà neppure a essere discusso, perché probabilmente il Governo o lo ritirerà o lo vedrà cadere sotto i veri voti di sfiducia della sua stessa maggioranza. Perché vede, Assessore Dagnino, lei ricorderà che io le ho dato un consiglio di prendere bagagli, bagattelle durante la Commissione Bilancio e di defilarsi, di scomparire, di andarsene, perché se fosse andata avanti si sarebbe trovato con il carico di responsabilità che adesso lei si trova. Perché vede, era evidente che la farsa della ventina di articoli spot avrebbe avuto come seguito naturale, anche per via degli annunci che avete fatto e che avevano fatto credere ai deputati di maggioranza che questa sarebbe stata una grande festa, una grande abbuffata, questa finanziaria, non ha fatto altro che accrescere l'appetito di quelli che già hanno dimostrato negli anni di essere qualcosa di più simile a dei lupi famelici, e che quindi giustamente ora in questa occasione hanno fatto incetta, e non a caso l'ho definita come una mega lista della spesa della maggioranza, Assessore Dagnino, perché divisione questa finanziaria ne contiene veramente poca, semmai è il riflesso dei veti incrociati e delle reciproche concessioni cui avete dovuto dare il via in giunta per esitare questo testo. E vertice di maggioranza dopo vertice di maggioranza, riunione con i segretari, riunione con i capigruppo, riunione con Democrazia Cristiana e compagnia cantando, in via di un rimpasto che vedremo se e quando arriverà, magari ci sarà qualche altro rinvio a giudizio prima che voi poniate fine a questa triste esperienza. Siete arrivati in aula con 136 articoli che non hanno alcuna connessione l'uno con l'altro. Avete fatto pure l'operazione ridicola, perché ridicola è questa finanziaria, ridicolo è il vostro atteggiamento, di prendere un articolo, dargli il titolo, Presidente Di Paola, guardi che finezza, norme per la riduzione delle liste d'attesa. Uno dice, minchia, è un bel titolo, vogliono ridurre le liste d'attesa. Poi guardi dentro e c'è qualche decina di milioni di euro da investire
nel monitoraggio delle liste d'attesa, non nella riduzione della lista d'attesa. Ma chi lo legge resta ingannato, perché dice stanno investendo per aumentare le prestazioni che vengono erogate, per accelerare i tempi di erogazione, per sbloccare quegli esami che hanno 12, 14, 16 mesi, per i salvavita, per immettere nuove risorse umane, per pagare degli straordinari. Invece no, tutto serve semplicemente per monitorare i ritardi, scoprendo così quello che già sappiamo, l'acqua calda, che questi signori non hanno manco un'idea, neanche la cognizione reale di quanto siano gravi i ritardi delle liste d'attesa, tant'è che il presidente Schifani se ne va in giro saltellando e dicendo va tutto bene, c'è il boom economico, stiamo intervenendo sulle liste, abbiamo messo milioni di qua e milioni di là, stiamo risolvendo i problemi che abbiamo ereditato, che poi hanno ereditati da loro stessi, perché alla scorsa governavano loro e si sono sempre definiti in continuità. Ridicolo, caro assessore Dagnino, cercare di affrontare l'emergenza PIP perché avete 2 o 3 deputati e la pressione palermitana addosso e fregarvene di 15.000 famiglie che sono rappresentate dai contrattisti che continuano a vedere avvicinarsi il loro diritto alla non pensione, perché andranno tutti con le minime, perché voi ve ne fregate di intervenire, ve ne fregate di andare a postare delle risorse in un momento di vacche grasse, perché l'avete detto da voi, preferite piuttosto andare ad accontentare una piccola platea che ha i suoi diritti, le sue rivendicazioni, i suoi desideri, ma ve ne fregate di 15.000 famiglie, di 15.000 lavoratori che servono gli enti locali, senza i quali gli enti locali non potrebbero neppure erogare i servizi essenziali che oggi erogano. E allora, vede, assessore Dagnino, fa anche ribrezzo quando fate una manovra in cui andate, per carità, giusto nel principio, a aggiungere un po' di ore, un po' di giornate lavorative agli operai della forestale, ma ve ne fregate altamente e state continuando a smantellare il corpo in divisa, il corpo forestale. Allora io vorrei capire, tutti questi operai forestali, il corpo forestale in divisa, sono rimasti, assessore Dagnino, glielo dico perché so che non lo sapete, sono rimasti 300 unità, di cui 150 andranno in pensione nei prossimi 12-24 mesi. Quindi io vorrei capire una cosa, ma poi questi operai forestali chi li dovrebbe guidare? Qual è il piano, qual è il progetto? Volete portare tutto sotto la protezione civile così ve ne andate avanti a ordinanze e avete risolto il problema? O credete che l'esercito si possa muovere così di sua spontanea volontà, a intuito, senza nessuno che lo guidi, senza che nessuno che abbia i titoli per guidarlo? Perché non avete messo delle risorse per gli avanzamenti di carriera, per i concorsi interni, per lo svecchiamento del corpo forestale? Lei lo sa che tutti i mezzi, i soldini che voi stanziate per rinnovare i mezzi non possono uscire perché gli operai in divisa spesso sono da soli? Ce l'avete chiaro che voi investite soldi per comprare mezzi e sti mezzi non possono uscire? Ce l'avete chiaro che le campagne antincendio, l'immediata rilevazione di un principio di incendio non serve a nulla se poi non c'è chi è in grado, con competenza, di andare a spegnerlo, di guidare una squadra a spegnerlo quell'incendio? Ce l'avete chiaro? Oppure siete talmente convinti che ciò che conta è fare un articolo di giornale, un comunicato stampa, sparare 4 panzane per risolvere i problemi della Sicilia? Perché ove non ve ne foste accorti, il problema della siccità è sempre lo stesso, il problema dei comuni è sempre lo stesso. Avete anche fatto, io già ve lo annuncio, in questa occasione chiederò il voto segreto sull'articolo che dispone le riserve, perché adesso voi dovete guardare in faccia i problemi e andare a distinguere un comune che ha una peculiarità e quindi un problema che deve essere risolto con una norma speciale all'interno dei fondi, e i comuni invece che hanno solo e soltanto un deputato amico che gli fa il favore di regalargli delle risorse a discapito di tutti gli altri.
perché avete ancora una volta esagerato. Non sapete guardare in faccia le esigenze dei siciliani e dei comuni, e questo è arrivato il momento di renderlo palese a tutti. Vede, Assessore Dagnino, questa finanziaria sarà la vera sfiducia del governo Schifani e già lo testimoniano le prime avvisaglie che arrivano dalla maggioranza. Vi do un consiglio da nemico nel senso di fazione opposta, non di nemico politicamente, non a livello personale. Cercate di guardarvi un attimino allo specchio, cercate di capire quello che sta per succedere. Non venite sempre in aula con quella prosopopea di chi crede di sapere e poi prende sberle in continuazione. Cercate in questa occasione di fare una figura meno magra di quella che si prospetta, perché è inutile che arrivate qua con 134 articoli, siete riusciti a fare 18 pagine di tabellari. Avete fatto pure il fondone alle infrastrutture, mancava semplicemente che nel titolo ci metteste la ristrutturazione degli sgabuzzini, perché poi ci avete messo tutto, sacre, cappelle, parrocchie, comuni, stradine, infrastrutture, tutto ci avete messo, turismo, il maxi fondo, e poi facciamo l'elenco dei deputati che arriva con i pizzini a dire dove mettere le 50 e le 100.000 euro. Non ve lo facciamo fare. Ci opporremo come dei disperati, vi facciamo finire ovunque, su tutti i giornali, ci opporremo, chiederemo il voto segreto su tutto. O la finite di credere che la finanziaria sia lo strumento per farvi cavolacci vostri, o voi vivrete una condizione ben peggiore delle ultime variazioni di bilancio. E allora, siccome ancora portate i segni di quelle variazioni, io glielo sto dicendo, Assessore Dagnino, cercate almeno di sembrare seri, perché finora non lo siete sembrati durante questa finanziaria, neanche in passato, ma a questo giro avete dato veramente il peggio di voi stessi. Siete veramente, non so più come definirmi, perché non so più cosa dire peggio di cose inutili che già ve l'ho detto, ma stavolta siete stati più inutili delle volte passate, dannosi. Per cui vi raccomando, quantomeno andate a fare un mea culpa, andate a recitare, voi ci tenete a mettere fondi, parrocchie, recitate un mea culpa e poi tornate in aula. Avete questa notte per riflettere. Grazie. Grazie onorevole De Luca. Colleghi, a questo punto sospendo l'Aula che riprenderà alle ore 15 con gli interventi che sono rimasti. Ho l'intervento dell'onorevole Venezia, Marano, Giristro, Catanzaro e Di Pasquale. E per il collega Cracolici c'è sempre spazio, e l'onorevole Cracolici. E poi la replica del Governo. Non prenderò registrazioni dalle 15 in poi, le iscrizioni sono chiuse, l'Aula è sospesa.